La pecora brogna, l'ultima razza ovina autoctona della Lessinia, è un nuovo presidio slow food. La montagna veronese ha raggiunto così il terzo riconoscimento per le tipicità del suo territorio. Le altre due sono Monte Veronese di Malga e Peromisso e diventa così la prima in Veneto per numero di presidi. Un obiettivo importante celebrato ieri sulla scalinata di Palazzo Barbieri alla presenza dell'assessore al turismo Francesca Toffali e dei principali attori protagonisti di questo importante risultato. Prestigiosissimo, erano 8 anni che ci lavoravamo, coscienti che era difficile, però il tempo ha maturato tante cose, eravamo pronti e oggi è una soddisfazione enorme essere qua, è un bel risultato. A partire dal 2012, anno di fondazione dell'Associazione per la promozione e la tutela della pecora brogna, allevatori, tecnici, ristoratori e trasformatori tutti insieme sinergicamente per valorizzare questa razza e i suoi prodotti. Come saprete, i presidi e i progetti di Slow Food vertono tutti a poter creare anche delle comunità e dunque anche in questo caso, come si è visto stamattina nella partecipazione, c'erano veramente diverse figure che però sono tutte unite intorno ad un unico progetto, una pecora che è anche un essere umile ma importantissimo per la città perché aiuterà a mantenere i pascoli nella Lessinia, aiuterà a farci mangiare meglio perché è una carne buonissima e dei formaggi veramente gradevoli. E ci copriremo anche con dei prodotti lana, maglioni, cappelli, cose rustiche, semplici ma finissime, perché anche la lana della pecora brogna è di altissima qualità. In Lessinia non dimentichiamo che oltre alla pecora brogna abbiamo anche il Monte Veronese di Malga e abbiamo il Peromisso della Lessinia, quindi 3 prodotti che servono ad aiutare i produttori che fanno rete con i consumatori, con i ristoratori. Un risultato, dicevamo, raggiunto dopo anni di lavoro da parte dell'associazione per dare il giusto valore a questa razza storica, l'unico animale esistente originario della Lessinia. Una pecora dalla lana, carne e latte facilmente riconoscibile. Ha infatti il muso e le zampe marroni, mentre il resto del vello è bianco, le orecchie che cadono oblique e il profilo arcuato. Un animale attorno al quale ruota un'intera filiera. Sì, il primo passo importante e che ci ha richiesto molto tempo è stato riuscire ad arrivare a creare una rete sul territorio partendo dai pastori a cui si sono aggiunti il mondo della ristorazione, del turismo, di chi offre per lavoro con bottega il prodotto della carne, le magliaie, per cui tutta la filiera che può esserci intorno ai prodotti della brogna si è unita e da lì siamo partiti a costruire e far conoscere i prodotti. La lana ci ha dato subito soddisfazione e sta già portando la brogna e la Lessinia in tutta Italia ma anche in Europa, perché la nostra lana sta arrivando in Inghilterra, in Norvegia, in Spagna ed è una soddisfazione e adesso dobbiamo far conoscere la carne. La carne, prima parlavo di turismo, ma prima di tutto anche ai veronesi che devono prendersi a cuore questo patrimonio che è di tutti, è un patrimonio da gustare, per cui deve ritornare nelle famiglie, nella cucina delle famiglie e qui adesso sarà la sfida del futuro.